non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella grotta, pregava più intensamente. Il suo sudore diventò come una croce di sangue che cambia la terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli, li trovò che dormivano per la tristezza, e disse loro: Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei 12, li precedeva, e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Allora quelli che erano con lui, udendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? Uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli scappò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: Lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: Come se fossi un ladro, siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra, per sapere delle guerre. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella camera del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse: Anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: Oh donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: Anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: Oh uomo, non lo sono. Passata circa un'ora un altro insisteva: In verità, anche questi era con lui, infatti era ingenuo. Ma Pietro disse: Oh uomo, non so quello che dici. In quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori pianse amaramente. Intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo vedevano e lo picchiavano, gli vendavano gli occhi e gli dicevano: Fai profeta, chi è che ti ha colpito? Molte altre cose dicevano contro di lui insultandolo. Appena fu giorno si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero: Se tu sei il Cristo, dillo a noi. Rispose loro: Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: Tu dunque sei il figlio di Dio? Ed egli rispose loro: Voi stessi dite che io lo sono. E quelli dissero: Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo tutto noi stessi dalla sua bocca. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo Re. Pilato allora lo interrogò: Sei tu il Re dei Giudei? Ed egli rispose: Tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi insistevano, dicendo: Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Udito ciò, Pilato
capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece vertere di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro, diventati tra loro che era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti e le autorità del popolo, disse loro: mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: Togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba. Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano: Crocifiggilo, crocifiggilo. ed egli per la terza volta disse loro: Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita e rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguivano una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i semi che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco. Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sull'uomo chiamato Cranio, gli crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi dividendo le sue vesti, gli tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo ridevano dicendo: Ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo ridevano, gli si accostavano per porgergli dal centro e dicevano: Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appese alla croce lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Ora ci fermiamo un istante in profonda meditazione per pensare al grande amore che Cristo ha dimostrato a noi, donando la sua vita e sofferenze atroci.
Veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, e pensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendo sul petto. Tutti i suoi sconoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva creduto alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava la regna di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno